Una giornata storica, i lavori sono durati relativamente poco, un anno, poco più, però era talmente atteso questo momento che insomma, c'è una grande gioia. Il lavoro è stato molto importante dal punto di vista strutturale, però anche, devo dire, per la ridistribuzione degli spazi, l'arredo, l'illuminazione, insomma, lavorato molto bene. Abbiamo riportato l'ufficio turistico al piano terra assieme allo sportello del cittadino. All'interno dell'ufficio turistico abbiamo anche ricavato dei bagni pubblici, come era stato fortemente richiesto dai tavoli di Vivi la Piazza. Il municipio tornerà a far vivere buona parte della piazza, perché al municipio, allo sportello del cittadino, mediamente accedono 16.000 persone all'anno. Aver vissuto un anno senza questa vivacità è chiaro che è stata una sofferenza per tutti. Da lunedì non sarà più così, quindi ritorniamo a vivere in piazza, a vivere la nostra piazza e a vivere la nostra casa comunale. È un intervento che ha riguardato prettamente la parte sismica, quindi il miglioramento alle strutture esistenti, e un aggiornamento della parte impiantistica, quindi sia l'impianto meccanico che elettrico. Per quanto riguarda l'appalto in sé, è iniziato un anno fa, a metà maggio, e quindi si è concluso in tempi molto stretti e in linea col cronoprogramma iniziale. Ci sono stati anche dei momenti di scoramento, come quando un'impresa inavvertitamente ha forato un pluviale interno a un muro e quindi ha praticamente imbibito le murature storiche di acqua ai vari piani, e quindi poi con un'opera di asciugatura dei muri abbiamo ridotto in pristino le murature come erano prima dell'intervento.